Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi riprendiamo un po' il concetto del bruciare i campi di attrazione negativa che circondano la nostra vita, perché capita spesso che senza che ce ne rendiamo conto, nella nostra vita entrano parassiti, vampiri, insomma tutto quel genere di personaggi e di entità negativi che condizionano volere o volare la nostra vita. Già il DNA, già le antiche, le antiche conoscenze che avevamo e ci portiamo dietro, o che avevamo, abbiamo dimenticato chiaramente nelle nostre vite karmica, condizionano la nostra vita, figuriamoci anche le persone o le entità negative che incontriamo anche solamente andando al supermercato. Quindi il decano veneziano da anni usano circuiti che servono per sgrassare, pulire, ripulire, dare una marcia in più ai nostri committenti. E visto le tempistiche, i periodi difficili che stanno arrivando per l'Italia, chiaramente questi non hanno nulla a che fare con i sigilli salomonici di Mosè, perché molte persone non si rendono conto che i sigilli salomonici sono una cosa, una materia, è una branchia della magia, dell'alta magia operativa. La radionica è totalmente un'altra cosa. Per dare un corrispettivo sono praticamente la radionica è un piccolo robottino di casa che fa le pulizie sistematicamente senza pensare e fa solo quello. I sigilli salomonici o quelli di Mosè chiaramente hanno un più largo spettro, sono molto più potenti e via dicendo. Quindi sono due mondi differenti perché alcuni mi chiedono voglio anch'io un sigillo radionico. Non esistono i sigilli radionici in sé, esistono praticamente delle forme geometriche che si agganciano a egregori di magari di sigilli o di entità. Allora sì, perché il sigillo radionico fa anche questo, scusate, i circuiti radionici fanno anche questo. I sigilli invece come Salomone e Mosè fanno altre cose. Bene, detto questo preambolo, vi ricordo che si stampano in formato 4 e si plastificano, si possono sempre utilizzare e questi non hanno bisogno del punto cardinale 9. Questo ho già fatto una pillola su come utilizzarlo, serve per annientare, allontanare, consumare persone, magari entità, chiamatele poi come volete, per fare in modo che si allontani la vostra vita. Come si usa? Ho già fatto una pillola, andate a cercare nel canale del vostro Marietto Veneziano. Ma vi ricordo che il testimone si mette qua e poi si usa il pendolino per valorizzare, lo si lascia massimo un mese. Poi per lanciare il testimone è sempre l'oggetto che si vuole, il personaggio, l'entità che si vuole allontanare. Se voi avete qualcuno che vi, in un certo senso, vi annoia, mettete qua il nome e cognome e data di nascita, col pendolino lo valorizzate fin quando la forza inerziale si ferma e poi lo lasciate un mese, dopodiché prendete una losanghe e lo spedite, lo lasciate su fin quando non raggiungete il vostro risultato. Poi, mentre fate questo, però, per allontanare le energie mandate all'emittente, le energie che vengono in casa vostra, stampate uno di questi circuiti e lo piazzate in ogni locale. Se proprio la situazione diventa difficile, vi consiglio il vostro maglietto, scusate, l'ho messo anche a parte sbagliata, vi consiglio anche di usare Ekatan. Perché? Perché, come ho spiegato in un'altra pillola, è la regina lunare e praticamente è ancora, diciamo, agli albori, ancora prima delle varie religioni romane, cattolicesimo, induismo, cioè praticamente questa qui è proprio una entità e con questo circuito vi collegate chiaramente a quella egregora. Chiaramente è un circuito da usare con le pinze, io ho già fatto una pillola in cui spiego come utilizzarlo. È un supporto a quello che vi ho detto prima, certo un supporto un po' della serie mi tolgo i guanti bianchi. Comunque se volete sapere di più andate a cercare la pillola in cui spiego come utilizzare questa forza, queste onde di fondo. Bene, io penso di aver detto tutto, vi ricordo che tutti questi circuiti sono messi nei vari social e nel sito del capitano in modo gratuito ed è illegale, ma detto veneziano. Grazie e alla prossima, ciao.